Guardi, io potrei dirle che i valori che l'arte esprimeva all'alba della sua apparizione nella storia sono gli stessi che si esprimono ancora oggi, cioè l'attaccamento al lavoro, la tradizione e soprattutto la refrattarietà a qualsiasi tipo di cambiamento, perché che caratterizza appunto questi valori di massima. Diciamo, ancora oggi, se noi guardiamo le iconografie che ci sono nei musei vetrai, degli strumenti che i maestri vetrai ancora oggi usano, sono gli stessi, con gli stessi nomi, con le stesse forme. Significa che al pari degli squali che non hanno avuto nessuna mutazione, anche Murano direi che l'unica mutazione che ha avuto è nella tecnologia e nella tecnica di preparazione del vetro, perché la chimica chiaramente ci ha dato una grossa mano, le tecnologie ci hanno dato delle possibilità di fare fuoco in maniera differente da come si faceva con i mantici e il legno. Però insomma, diciamo, la manifattura del vetro ha ancora i suoi canoni ristrettissimi. C'è la piazza, che è il team di maestri, di persone che concorrono alla realizzazione del pezzo e ci sono, come ripeto, gli stessi strumenti e la stessa voglia di alzarsi alla mattina per venire a creare qualcosa. L'arte è sana. L'arte è nobile, l'arte sopravvive. Guardi, è difficile trovare una linea di demarcazione. Io quando mi chiedono qual è la differenza tra l'artista e l'artigiano, dico che è una situazione molto molto debole qui a Murano, perché ambedue corrono su una lama di un coltello, una volta cadono a livello artistico, una volta cadono a livello artigianale. La vera differenza, parlando di commercializzazione dell'oggetto, è che l'oggetto artistico ha una creazione che riassume tutte le esperienze fatte con l'oggetto commerciale. L'oggetto commerciale è quello che diciamo, si vende maggiormente e che trova un più ampio mercato, mentre l'oggetto artistico è un oggetto che ancora oggi racchiude tutte le tecniche di lavorazione ed è il momento esaltante del maestro vetraio, perché quando ha un'idea e cominci a parlare con un maestro vetraio dell'idea, tu vedi il pezzo crescere nei suoi occhi mentre te lo descrive. E questa è la vera magia, questa è la vera alchimia, l'alchimia tra la sensibilità, tra il senso artistico del maestro e la materia, che ha un mezzo, cioè, che è la canna di vetro, ma anche questa interagisce con il maestro, perché il maestro conosce la temperatura del vetro a seconda della temperatura della canna. Quindi sa il momento in cui riscaldare il pezzo, sa il momento in cui raffreddare il pezzo. Il futuro in questo momento è un po' incerto, però insomma, brutti periodi nella storia ne abbiamo passati. Pensiamo alla peste che ha ridotto a 1/3 la popolazione veneziana, per cui anche quella muranese che si era appena installata nell'isola di Murano. Pensiamo alle richieste pressanti da parte dei Paroni di Fornasa di avere nuovi maestri formati. Per cui pensiamo alla guerra, quando non arrivavano i materiali, per poter fare il vetro, e quando i maestri usavano come affinanti le patate, quando sappiamo benissimo quanto importanti erano le patate per l'economia della famiglia. Quindi ci sono sempre stati momenti di difficoltà, ma l'arte è qualcosa che è al di sopra delle difficoltà. C'è sempre qualcuno che è disposto a lottare per le proprie ragioni. Siamo ancora qua e molto contenti e molto soddisfatti. Abbiamo passato 2 anni di chiusura con la pandemia, ma se voi vedete all'entrata della nostra azienda c'è una fenice in vetro, a ricordarci sempre che, malgrado ci siano delle ceneri, qualcuno risorge.